Intanto buon Natale. Grazie altrettanto a tutti voi. E Venezia come ha vissuto quest'anno? Venezia si è ripresa dal punto di vista direi del turismo, quindi anche di quella che è la fonte principale del reddito di Venezia. Venezia però ha delle sofferenze che non sono legate tanto al turismo quanto al suo futuro. Venezia è una città che deve recuperare, diciamo, un po' la sua identità di civis. Una città deve essere prima di tutto abitata. Ecco, i primi alleati di Venezia, i primi amici di Venezia sono i veneziani. È ai veneziani che è affidata proprio la nostra città. Bisogna che si decida allora se Venezia la vogliamo tenere come una vetrina, un museo da visitare che offre dei servizi, oppure se vogliamo che Venezia sia una città. Ecco, ci sia questo recupero dell'uomo al centro delle relazioni nella città. E la guerra è la conclusione di tanti errori precedenti. Gli errori, la verità e l'errore non si dividono mai esattamente a metà. Questo non vuol dire che non ci sia un aggressore e ci siano degli aggrediti. Ci sono certamente degli aggressori che hanno un nome, hanno un cognome, e ci sono degli aggrediti. Le famiglie veneziane, la povertà, il caro bollette, come vede la situazione in particolare? Questa è una grande preoccupazione perché, come si dice, piove sempre sul bagnato, quindi chi sta bene sarà toccato marginalmente da questa crisi. Chi invece arrivava a fatica al budget familiare mensile, o chi non arrivava già a questa gestione del budget familiare mensile, sarà profondamente toccato. Noi lo vediamo nei nostri punti Caritas, nei nostri centri d'ascolto. E un auspicio del Patriarca per l'anno che ci sta davanti? Che sia un anno in cui quei problemi insoluti a livello di territorio, a livello di città, a livello di politica internazionale, qui evidentemente penso, alludo alla guerra, possono trovare l'inizio almeno di una soluzione vera e seria.